Sarotto, lo dico mentre Assolutamente accendiamo sì. lo streaming di un EP che deve uscire a settembre, insomma, o Sì, in autunno. esatto, sì. Ma il titolo si può dire già? Sì, il titolo è Posto Fisso. Questo ormai è diventato come potesse veramente dire al mese praticamente. Esatto. Posto Però è un una posto chimera. fisso che non è quello, come dire, tradizionale, perché ormai non Sì. esiste più. No. E quindi il posto fisso è quello che ognuno di noi si crea e io l'ho creato, spero di crearlo con la musica. Ecco. Grazie al tuo ukulele. Grazie al mio dire. ukulele. Infatti Ecco. sarà anche protagonista della copertina, ovviamente, perché senza Come- di lui il posto fisso non ci sarebbe, quindi... È chiaro, ma senti come lo chiama mio figlio, il cuculele, dov'è che l'hai incontrato il cuculele? Quando l'hai incontrato Ma la il prima ukulele l'ho volta? incontrato perché mi veniva sempre la tendinite, no? Suonando la chitarra. Ah, Quindi ho detto, vabbè, prendiamola a 3/4 per bambini. Sì. No, mi viene sempre. Vabbè, allora prendo l'ukulele, senti. Ho ridotto sempre di più le dimensioni sì. e in questo caso funziona. E quindi diciamo che... Più piccolo è, meglio è in È questo, meglio, in questo vedi che caso. alla fine sembra invece un paradosso, però bravo, questa è proprio una battuta eccezionale, che questa, sono contento che è andata in streaming, sei riuscita a ribaltare un luogo comune e non possiamo che dirti di sì in questo caso. Vero, voi da uomini siete contenti, no? Ma diciamo che sai, anche le donne a quel punto, comunque va bene, senti, allora con cosa hai visto questa introduzione che hai fatto così spumeggiante? Qual è il primo brano che offrirai anche al pubblico del Allora, web? siccome siamo sul web, ed è importante che ci sia un pubblico sul web, se no che facciamo fare la diretta, è importante che ci sia anche il pubblico qua, fisicamente, con me in questo pezzo. Grande. E guarda che pubblico, è il pubblico qua di Piazza Vittorio Però del secondo Lab. me ancora di più. Fate un... Ok. Allora, è molto semplice. Questo è un blues che parla di uno strumento che tutti quanti hanno snobbato, che è la vuvuzela. E in effetti ha un suono un po' di me, però vabbè. Comunque, voi la vuvuzela, il pezzo si intitola Vuvuzela Blues per riportare in auge la vuvuzela. Essendo un blues, ad ogni giro, a fine giro, io starò per dire una parolaccia e voi, pubblico, dovete censurare questa parolaccia col suono della vuvuzela, ridando dignità alla vuvuzela. Sì. Che fa più o meno così. No, di più, ragazzi, vai. Ok, ci siamo quasi. Va bene, tanto poi vi scaldate. Famosissima la Vuvuzela Vuvuzela. Blues. Bene, Vuvuzela Blues qui al salotto Vea. Presto la mattina mi sveglia la vicina, c'è un'infiltrazione, c'è acqua in ogni dove e il mio ragazzo sta vomitando per colazione. Dannazione, dopo una notte da leoni voi capite che mi state rompendo il E vado a lavorare, c'è puzza di sudore, forse il controllore che deve controllare la sua ascella, la fiattella, la bretella che cade giù impiccata e la mutanda un po' sgommata. So che lavori come un mulo, ma io ti mando lo stesso a fare. Dato per scontato il mio precariato, vorrei solo dire 2 o 3 parole al mio Signore. Oh Lord, oh Lord, Lord. E mai una soddisfazione, mai una gioia, e porca di quella sedotto, abbandonato, strumento mai suonato, chissà chi l'ha inventata, si chiama anche patata. Oh mia bella vuvuzela, oh mia bella vuvuzela.
Vea, questo era un blues liberatorio proprio, ci ha fatto questo blues liberatorio eccezionale, quindi a maggior ragione se io posso, come dire, lo so che ormai è un po' un ritrovo per pochi perché sarete nel cuore di Vanchiglia questo venerdì a celebrare la tua epifania. L'otto. Sì, la mia epifania, nel senso che non si dovrebbero dire gli anni di una donna, però insomma certo. Compio gli anni di Cristo, si dice, no? Certo. 33 gli anni di Cristo. È una si bellissima gioca. età, io me la Bellissima. ricordo ormai in maniera un po' sfumata. Quindi però. sarà una festa per cui comunque, insomma, comunque andrà, il giorno dopo si risorge, quindi va tutto bene. Quindi va tutto bene e sarà quindi, avete detto, l'8 di settembre, il giorno dell'armistizio, esatto, allo Sherwood. Allo Sherwood, che è questo covo che c'è proprio nel cuore di Vanchiglia. Con un albero al suo interno, è fantastico. Eccezionale, Sì. eccezionale. Benissimo, invece proseguiamo nelle tue, diciamo, composizioni con quale brano? Allora, il prossimo brano, già che parliamo di una festa, si intitola Party, però pronunciato così, alla piemontese. Party. Cioè, come dire, vai via anche. No, sì, esatto, perché Sì. è un po', parla un po' dei Murazzi come me li ricordo io, che comunque avendo 33 anni, o come disse Corinna, gli anni che ho, certo. avendo gli anni che ho, me li ricordo, insomma, in piena attività. Con un po' di nostalgia. Esatto, sì. Quindi Infatti questa è una canzone odio-amore nei confronti della Movida di Torino. Bene, va bene. Bea. Allora entriamo in questo tuo mondo Party. di odio-amore con questo Party. La gente scivola lungo il fiume, folle massa senza nome, senza età, genere né generazione. Tu sei lì che mi spieghi, non vuoi perdere l'occasione unica. Davvero non puoi capire, ma che devo capire? Cosa devo capire? Ma che devo capire? Non ne posso più dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Ai tuoi parti non mi ci porti, la gente scivola lungo il fiume verso la consolazione fluida del corpo e del cuore. E ogni volta che arrivo giù i mostri mettono musica di merda, la stessa da 15 anni. Ma che devo ballare? Cosa devo ballare? Ma che devo ballare? Non ne posso più. Come on! Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Ai tuoi parti non mi ci porti più. No, non mi ci porti più. No. E sono tutti esperti nelle arti e portafogli sempre aperti. Genere alla genere, il Messico alle nuvole, liquidi e liquidi, purché alcolici. Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Dei tuoi parti, cosa vuoi che me ne porti? Ai tuoi parti non mi ci porti, stop! Grazie.